Tra l'altro l'Inter si gioca lo scudetto, la Lazio un posto in Champions. E poi Parma-Napoli, ma avremo anche le parole dei protagonisti, in particolar modo Antonio Conte, che dice questa non è una stagione normale, e poi fa un paragone gastronomico, perché paragona la sua stagione ad una torta. Poi ve lo facciamo sentire. Allora iniziamo da Gianluca Viscogliosi in vista di Parma-Napoli, perché dobbiamo dire che il Napoli fin qui è l'unica squadra ad avere il destino nelle proprie mani per quanto riguarda lo scudetto. Gianluca. Sì, tra l'altro Deborah, è un'ipotesi non remota ma molto difficile. Teoricamente tra 24 ore potremmo star festeggiando lo scudetto del Napoli, è vero. Se il Napoli dovesse vincere e contestualmente l'Inter dovesse perdere contro la Lazio. Quindi c'è anche questa ipotesi che però, visto lo stato di forma del Napoli, quantomeno al momento ci pare difficile, però si può realizzare, se no sarà grande equilibrio. Oggi abbiamo vissuto l'arrivo in città della squadra con tantissimi tifosi, tanti del territorio di seconda, terza generazione, anche di prima generazione, che hanno visto la squadra arrivare, si sono fiondati, erano un centinaio, calorosissimi, rumorosissimi, bellissimi. La Parma Partenopea, questo è il gruppo di circa 500-600 persone che è qui, che tifa Napoli e aspetta praticamente la gara di domani. Quindi è tutto pronto, c'è questa difficoltà del Napoli, poi lo sentiremo Conte della situazione McTominay. Dall'altra parte Christian Chivu, che ha parlato molto concentrato e non vuole sicuramente fare da sparring partner, perché il Parma deve salvarsi, deve anche vedere cosa faranno le altre, però insomma vorrà vendere cara la pelle. Parma che è ammazzagrandi in questo campionato, che ha fatto a più di una grande uno sgambetto importante. Una delle ultime è stata proprio l'Inter di Simone Inzaghi. Ecco, il nostro Michele Moretti, poi andiamo subito da Tancredi Palmeri per fare il punto riguardo allo scenario dell'Inter per lo scudetto. Ci ricordava che abbiamo anche l'elenco delle big che ha castigato il Parma in questa stagione. Sì, l'abbiamo definita, come diceva il nostro Gianluca Viscogliosi, ammazza grandi, ammazza sogni, perché poi è un elenco che uno dice ma sì, 3-4 partite le avrei messe in croce. Guarda te, Milan e Inter fermate una volta, Fiorentina, Bologna, Juventus e Lazio addirittura 2 volte. 2 volte, sono 10 risultati che hanno penalizzato le big dall'inizio del campionato, quindi quando ancora c'era Pecchia, passando ovviamente per Chivu. Le ultime sono quasi tutte di fila, partendo da Parma-Bologna, Parma-Inter, Fiorentina-Parma, Parma-Juve, Lazio-Parma, e ovviamente mettiamo il punto di domanda su Parma-Napoli. Perché? Perché anche nella gara d'andata, a dire la verità, il Napoli non è che avesse stravinto con il Parma. Il Parma vinceva 1-0 con il rigore di Bonni, si fa buttare fuori Suzuki per un fallo, insomma, dubbio o no, non sta a me a dirlo. Il Parma aveva finito i cambi, va in porta Del Prato, difensore centrale, e con 2 gol parabili, ma ovviamente c'era in porta un difensore e non un portiere, il Napoli la ribalta, al 99esimo vince 2-1. Quindi anche quella era una gara che poteva essere stregata e finire in questo calendario orribile per le big, perché il Parma le ha quasi fermate tutte. Allora, salute. Grazie, vado da Tancredi Palmieri. Tra l'altro è sempre circondato dalla movida milanese, Tancredi, per presentarci lo scenario dell'Inter. Sì, esattamente. Buonasera, guarda, vieni qua, venite qua. Per esempio, scenario dell'Inter, da due, venite. Da dove venite? Siamo da Catania. Da Catania, venite per? Per l'Inter. Quando siete arrivati? Stamattina. Ah, quindi proprio per l'Inter? Sì, apposta. Biglietti. Domani sera abbonamento. Yes. Abbonamento o biglietti? No, biglietti. Però l'anno prossimo faremo l'abbonamento. Così dice, se torna in Champions, magari cifre... provo Perfetto. a fare applicazioni. Non trovo biglietti. Sì, a voglia. Ti pare che Palermo-Catania? Che manco per quello troveresti biglietti. Sei contento che il Palermo è rimasto in Serie B? Mannaggia a tutto, va bene, ma questo è un altro discorso. No, ti volevo... per il Catania. Ti volevo chiedere, tutte e due ce la siamo presi in faccia. No, ti volevo chiedere invece, ma voi siete venuti a tifare Inter per tifare o perché effettivamente ci credete? No, io sono interista dalla nascita. Ma voglio dire, c'è un pensiero al campionato? Certo, noi ci speriamo. E come? No, io ci spero. Io ti dico, tutta la settimana
tutta la settimana. Fino a sto pomeriggio non c'è nessuno che mi abbia parlato del campionato, dei vari interisti che mi fermavano. Deborah, lui prima la diretta di prima, il primo, adesso il secondo. Ci speri? Io ci spero. Ci speri. Per forza. Lei invece la seconda, perché lo vedo che un pochino fa la vittima. Lo stesso. Vabbè, abbiamo fatto passeata se noi navighi. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Deborah, Nora, a parte insomma chi ci spera e chi invece fa giustamente anche la passeggiata ai navigli, l'Inter ha questo atteggiamento di chi aveva già chiuso la pratica, aveva assorbito la delusione di aver perso lo scudetto. Adesso c'è la possibilità e diciamo lo shift, il cambio mentale è stato da non si sa mai a non dobbiamo avere rimpianti, quindi sì, andiamo, non dobbiamo solo giocarcelo, dobbiamo vincere con la Lazio e poi sarà quel che sarà. E infatti poi tra poco con Tancredi Palmieri analizziamo le probabili formazioni e si capisce che Inzaghi, dopo l'ultimo pareggio del Napoli contro il Genoa, è tornato insieme ai suoi a credere di più in questo scudetto, e si capirà anche dalla formazione. E poi, a proposito di alcune defezioni in casa del Napoli, abbiamo ovviamente il nostro Gianluca Viscogliosi. Allora, Gianluca Viscogliosi e Tancredi Palmieri, voi ci sentite, quindi adesso apriamo il dialogo con i nostri ospiti in studio, ma intervenite quando volete. Gigi, questo scudetto che si gioca testa a testa, anche in virtù di quello che dicevamo con Michele Moretti, il Parma è un ammazzagrandi, la Lazio vuole la Champions, domani non c'è nulla di scontato, tanto che si pensa già ad una modifica del calendario e addirittura ad anticipare le gare che riguardano l'ultima giornata di Serie A di Napoli e Inter a metà di settimana prossima. Ma guarda, allora, per lo spettacolo ti direi che sarebbe bello che finissero tutte e due in pareggio, così si decide tutto all'ultima giornata, però io rimango categorico come la settimana scorsa, Deborah. Forse non ci crederai, ma do sempre maggiori possibilità al Napoli, come se non fosse cambiato nulla. Cioè, io vedo questo, ricordo Parma-Inter, la qualità superiore dell'Inter si fece vedere, tant'è che l'Inter era avanti 2-0, poi l'Inter gioca non solo quest'anno ma da anni, ogni 3 giorni, e quindi è calato il secondo tempo, tant'è che il Parma ha recuperato. Il Napoli non ha questo problema di calare, il Napoli ha tutta la settimana per preparare la partita. Lo so che è un repetita Juvante, quasi logorroica la cosa, però è un vantaggio incredibile, quindi per me a parità di motivazioni, e ce le hanno tutte e due, ma secondo me forse ancora di più il Napoli, perché il Parma non è così spacciato per la salvezza, per me a parità di motivazioni domani vincerà il Napoli perché ha maggiore qualità. So che ci sono assenti importanti, sì, Lobotka, McFratm, come lo chiamano simpaticamente a Napoli, che è un gran giocatore, veramente, anche Conte insomma sa il fatto suo nel far crescere i giocatori, però io credo, e chiedo scusa agli interisti, che secondo me sarà il Napoli a prevalere. Io ti ricordo un dettaglio però di quella partita, lo aggiungo in questa analisi minuziosa. Poi andiamo da Gianluca Parma per le probabili. di Chivu, nel primo tempo con l'Inter, correggimi Tancredi se sbaglio, era ancora il primo Parma di Chivu, quello che giocava 4-3-3, 4-2-3-1 con gli esterni. Proprio contro l'Inter, nel secondo tempo, fa quei cambi e passa per la prima volta a 3 mettendo 2 punte, modulo che poi ha portato avanti, e in quel cambio la stanchezza, dopo tutto quello che hai detto tu giustamente ci sta, riesce a pareggiare la partita e quasi anche a vincerla. Da lì quel modulo non è più cambiato perché il Parma ha continuato a giocare a 3 e il Parma nuovo, Parma di Chivu, si basa su un altro tipo di gioco, un altro tipo di mentalità e di modo di affrontare le partite. Da lì vince con la Juve, pareggia con la Lazio, eccetera, eccetera, eccetera. Sbaglio, Tank? Sì, esattamente. Detto che è una situazione, non è un vero testa a testa, cioè è vero che è solo un punticino, però è un punto che è una vallata. Poi lo sappiamo che nel finale può accadere di tutto, ne è piena la storia del calcio, nessuno si sarebbe aspettato il pareggio tra Napoli e Genoa, ma per questo i tifosi sono liberi giustamente di dire quello che vogliono e di credere anche in quello che vogliono, però per questo non è come dire, corretto, aderente alla realtà dire l'Inter crede a... E veramente l'Inter non vuole avere rimpianti. Chiaro, Tancredi, torno tra un minuto da te. Strana. Prego. Perché eravamo rimasti con Gianluca Viscogliosi, visto che ce lo anticipava anche Gigi Ravecchia, a chi avrà a disposizione domani Conte. Questo è molto importante.
Allora, Conte su McTominay è stato molto chiaro, ha avuto dei problemini in settimana, tra l'altro lui ha detto lui come altri, quindi ora dobbiamo capire chi sono questi altri, sicuramente i colleghi di Napoli sono a lavoro, quindi sicuramente si è arrivati a fine stagione, ma a fine stagione è evidente che nessuno al 100%, ma poco ma sicuro, si arriva tutti con dei piccoli problemini, chi più chi meno acciaccato, però onestamente non credo che McTominay non sarà della sfida, soprattutto se poi il sostituto è questo Billing, che poi dobbiamo capire se magari ha più voglia di riscatto rispetto all'errore che ha fatto in marcatura contro il Genoa, o se ha più timore reverenziale di essere messo da titolare in una partita che può valere lo scudetto. Io credo che Antonio Conte alla fine farà quello che ha fatto nel recente passato. Cosa vuol dire? Prima del Torino, della partita col Torino, Buongiorno in dubbio, Buongiorno comincia la partita dal primo minuto e poi ovviamente finisce la gara anzitempo. Lobotka era in dubbio nell'ultima partita, ma ha giocato perché è perno fondamentale e è uscito anzitempo. Io credo che McTominay sarà della sfida dall'inizio, onestamente, perché al massimo, nella peggiore delle ipotesi, ovviamente lo scongiuriamo per il ragazzo e per Napoli, ti presenterai all'ultima partita magari senza McTominay, ma avrai in più la spinta del Maradona e la partita in casa contro il Cagliari. Abbiamo visto le probabili formazioni, io adesso vi faccio sentire le parole di Conte che parla di un finale di stagione che definisce assolutamente non normale, e sentiamo perché direttamente dall'allenatore. No, normalità no, perché alla fine stai arrivando alla fine della stagione e hai la fortuna di giocare per qualcosa di importante, perché tutti possono arrivare, anzi tutti arrivano alla fine della stagione, poi bisogna vedere come ci arrivi alla fine della stagione, cosa ti stai giocando e che tipo di stagione hai avuto, quindi non possiamo definire un finale di stagione normale all'insegna della normalità, lo definiamo all'insegna di un obiettivo, che sicuramente non era nelle nostre menti. Il nostro obiettivo l'abbiamo già raggiunto, più di uno, come dicevo prima, è quello di riportare in Champions e quindi di togliere un posto alle squadre che l'anno scorso si erano qualificate e ci avevano distanziato di 15 punti minimo, senza contare l'Inter che ce ne aveva dati 41 e sicuramente quell'obiettivo è stato raggiunto. L'altro obiettivo che dicevo era quello di cercare di dare fastidio, anche quello è stato raggiunto e come dicevo prima rimane da vedere quanto fastidio vogliamo dare fino alla fine del campionato, però è inevitabile che sono delle situazioni, delle pressioni, dello stress che ci siamo meritati, no? di viverle. Giocarci qualcosa, non puoi dire che è tutto normale, è tutto... Solo qui non si è mai giocato niente, può pensare che non ci sia coinvolgimento emotivo, passionale, c'è un po' di tutto, ecco, bisogna essere bravi poi a gestirle. Allora Fabio, anche qui Conte ha tutti i meriti del mondo, ma lo sappiamo dal suo curriculum che è assolutamente un allenatore vincente, però ci tiene a sottolineare: se vinciamo è un'impresa, se non vinciamo non ce ne dovete fare una colpa, e sarebbe tutto dovuto il fatto di vincere questo scudetto, e questo è il messaggio che ancora una volta vuole trasmettere. Sì, beh, giustamente Conte a livello comunicativo è sempre stato molto attento, questo da un certo punto di vista lo potremmo chiamare anche maniavantismo puro, però la realtà è che vuole spostare le pressioni, perché da allenatore esperto qual è, sa benissimo che sì, il Napoli era la sfavorita rispetto all'Inter e non di poco, e dovesse vincere sarebbe secondo me comunque qualcosa di molto importante. Non un'impresa, e potremmo parlarne per molto tempo, perché poi mi sembra che il Napoli abbia speso 150 milioni sul mercato e 21 partite in meno rispetto all'Inter, però comunque qualcosa di importante, perché l'Inter è una squadra che è in finale di Champions League e se il Napoli vincerà lo scudetto sarà meritatissimo. Però non si può negare che già prima della partita col Genoa anche gli stessi interisti erano molto rassegnati, un po' tutti hanno iniziato a dire bene, ormai lo scudetto è al Napoli.
la sconfitta col Genoa e dovesse arrivare un risultato non diverso dai 3 punti contro il Parma, sarebbe difficile anche per gli stessi tifosi del Napoli non rimanere delusi, perché sarebbe una delusione clamorosa. In questo momento il Napoli è padrone del proprio destino e se fa qualcosa di assolutamente fattibile, perché sono partite all'altezza, abbiamo sempre detto il calendario del Napoli è più semplice sul finale. Se adesso il Napoli non dovesse riuscire a fare il bottino pieno, sarebbe una delusione enorme e una occasione sprecata incredibile, secondo me. Questo ovviamente è un punto da non sottovalutare, Michele Moretti, perché arrivati sul finale di stagione in questo modo, insomma, il Napoli si deve prendere anche le proprie responsabilità. Sì, è chiaro, si deve prendere le proprie responsabilità, però io per esempio ho questa idea, cioè nel senso, se tu avessi fatto a me la domanda qual è la partita più difficile tra Parma-Napoli e Inter-Lazio, io ti avrei risposto Parma-Napoli, tutta la vita. Sì? Sì, nella spiegazione capisci il perché. Secondo me l'Inter, a parte il fatto che si deve giocare una finale di Champions, e quindi è normale che, non dico l'attenzione, però la voglia di provare ad andare fino in fondo in questa competizione rimane nella testa dei giocatori dell'Inter, ma credo che l'Inter non è che abbia già messo in disparte il campionato, perché adesso è tornato a -1 e prima era a -3, però sa benissimo che se domani non vince con la Lazio e poi per caso nel frattempo il Napoli inciampa a Parma, non si può dire l'Inter l'ha buttato in casa con la Lazio. L'Inter sa benissimo che gli errori di questo campionato per cui non è arrivato allo scudetto sono precedenti, a partire da Parma, dal punto perso col Bologna all'ultimo, ce ne sono tante di partite, adesso non andando troppo indietro. Quindi io credo che la pressione sia tutta dalla parte del Napoli, che invece sa che queste partite le deve portare a casa, perché una volta che ha fatto quello che non ci si aspettava facesse, ovvero scavalcare l'Inter, a quel punto ha il destino nelle proprie mani. Quindi la pressione è proprio davanti in una squadra che ha quell'obiettivo, che ha messo quell'obiettivo davanti dall'inizio della stagione, che si è autoeliminata da tutte le altre competizioni per arrivare fino in fondo in questo obiettivo e adesso ce l'ha tra le mani, e farselo fregare da una squadra che pensa a un'altra competizione te la dà la pressione. Io lo sguardo di McTominay e Raspadori al termine della partita col Genoa ancora ce l'ho davanti agli occhi, di una squadra come per dire mo sono beep nostri, cioè nel senso mo ce la dobbiamo giocare, dobbiamo vincere, perché questi qua pur con le riserve vincono e probabilmente giocando con la testa libera sono ancora più forti di quando giocano con pressione. Quindi tra le due partite, ripeto, l'Inter per me gioca con la testa libera con la Lazio, cioè perde, amen, pareggia, amen, vince, bene, ma non credo che sia l'obbligo dell'Inter. Ovvio, uno dice se è -1 hai l'obbligo di vincere, è vero, ma se non succede, l'Inter sa che non l'ha perso in casa con la Lazio lo scudetto, sa che l'ha perso in altre partite, per quello che secondo me la partita terribile è quella tra Parma e Napoli. Vediamo su chi vorrà puntare Inzaghi, perché prima Tancredi anticipavo che anche dalle probabili scelte di Inzaghi si capisce che già ha diminuito la questione turnover anche in vista della finalissima di Champions. Sì, allora già si era visto questo orientamento nel secondo tempo contro il Torino, perché sono entrati i titolari nonostante l'Inter fosse un gol in vantaggio e nonostante ci fosse il nubifragio, e quindi già si era capito che insomma l'Inter voleva sfruttare questo ultimo possibile vantaggio del giocare prima e del mandare il Napoli in campo con gli stessi punti al fischio inizio contro il Genoa, che ovvio è un vantaggio leggero, però insomma chissà che non abbia veramente avuto un'influenza nella testa dei giocatori napoletani. Adesso si sgombra totalmente il campo, in verità era già chiaro che avrebbe schierato la formazione migliore possibile Simone Inzaghi. Diciamo che aveva un dubbio, perché i 4 che sembrava fossero fuori dalla partita, almeno stando al mister dell'Inter la settimana scorsa, Mkhitaryan, Pavard, Frattesi, Lautaro,
invece già 3 su 4 avevano recuperato ieri. La sorpresa oggi è che Mkhitaryan sarà della partita dall'inizio, completamente ristabilito, mentre Frattesi non entra tra i convocati. Lautaro invece, che ha lasciato anzitempo in ritiro, ma quello fa parte del programma di recupero, e quindi Mkhitaryan dentro. Per 9/11 è la formazione tipo quest'anno dell'Inter. Bissek e Taremi ci sono perché Pavard e Lautaro sono uno con poca autonomia, l'altro infortunato, e per quel principio non avere rimpianti insomma, è fare le cose nella maniera migliore possibile. Dicevo, l'Inter ha una situazione strana, perché questo scudetto ce l'aveva, l'ha perso, ma l'ha perso avendo poi metabolizzato di averlo perso, perché il Napoli è andato a +3, perché è dovuto pensare alla semifinale di Champions, perché la doppia scoppola Bologna e Roma ti aveva già fatto accettare che insomma era andata in una certa maniera, e adesso ha riavuto, diciamo, un soffio di vita, sapendo che non solo non le appartiene il destino, ma non è un destino che ispira alla propria parte. Però ecco, è in questa situazione zen, mi verrebbe a dire. Adesso vi faccio sentire l'altra parte che vi anticipavo, che abbiamo voluto evidenziare invece della conferenza stampa di Conte riguardo al paragone di questa stagione ad una torta. Sentite. Ci è stato chiesto una bella torta e noi la bella torta l'abbiamo fatta e l'abbiamo presentata. È chiaro? Quindi la bella torta è ritorno con 4 giornate di anticipo in Champions League, che per il club, per tutti è vita. Essere l'anno prossimo comunque tra le prime 2 a partecipare comunque a una competizione per una coppa. Aver rivalorizzato la rosa, che l'anno scorso aveva perso tanto. Aver creato un'euforia, un entusiasmo di avere tutti sold out ogni volta che noi abbiamo giocato al Maradona. Quindi diciamo che la torta che ci è stata chiesta noi l'abbiamo preparata ed è una bella torta. Ok? Quindi adesso c'è da mettere la ciliegina. La ciliegina è che, parlando di ciliegina, uno diceva una cosa piccolina. La ciliegina è una cosa piccolina che però poi rappresenterebbe la storia. Rappresenterebbe la storia di tutto questo. Rappresenterebbe il fatto di essere ricordati per sempre a Napoli. Allora Gigi, Conte qui si vede è diviso tra il dire guardate cosa sto per fare, però teniamo la tensione bassa, è vero? Perché prima dice torta, ciliegina, tortona, ciliegio, non sa bene. Allora, diciamo che sull'aver rivalorizzato la rosa sono d'accordo con lui, perché insomma l'anno scorso il Napoli aveva veramente abbassato proprio il capitale dei giocatori, quindi lì sono d'accordo con lui. Anche sui sold out del Maradona va benissimo. Laddove non sono d'accordo con lui è nel precedente pezzo, quando lui dice, nascondendosi però dietro un dito, perché oggi siamo al 17 maggio e come dice Tank c'è una vallata in quel punticino, quando lui dice vediamo quanto questa squadra ancora possa dar fastidio al campionato. No, questa squadra è nelle facce dei giocatori del Napoli dopo Napoli-Genoa. Sapevano di aver sbagliato, erano quasi disperati, quindi giocatori che reagiscono in quella maniera sanno che devono vincere perché è l'allenatore che gli dice che ora devono vincere. E quindi lì si sta nascondendo un po' dietro un dito. Ora il Napoli deve vincere. L'Inter ha perso col Bologna, con la Roma e nel frattempo in Coppa Italia col Milan, ma perché non si possono vincere tutte le partite. Cioè, io non ho mai visto nessuna squadra, se non l'Inter di Mourinho, ma sono veramente dei casi eccezionali che avvengono una volta ogni 50 anni. Cioè l'Inter fino a 2 settimane fa si stava giocando Champions, Coppa Italia e campionato. È crollata quando tutte le squadre hanno un calo fisiologico e anche psicologico durante la stagione. È crollata in quel periodo. Sei andato avanti tu, ora hai 2 partite, di cui una in casa al Maradona che è l'ultima, sai di potertela giocare contro il Parma, che con tutto il rispetto ci mancherebbe per il Parma, ma non è la Juventus a Torino. Io penso che qui invece si stia nascondendo dietro un dito.
Allora, Gianluca Viscogliosi e poi Tancredi Palmeri, rispondete anche voi alla domanda di Michele Moretti: è più difficile il faccia a faccia al Tardini tra il Parma e il Napoli, ovviamente per la questione scudetto, o quello di San Siro tra l'Inter e la Lazio? Gianluca? No, ne abbiamo parlato anche oggi. La Lazio è sicuramente l'avversario più competente, più forte per l'Inter rispetto a quanto non lo sia il Parma per il Napoli. Rimane comunque la sfida che si giocherà qua dietro domani alle 20:45, match tosto. Come ho detto oggi, se dobbiamo dividere magari 100 gettoni, 60% di difficoltà in Inter-Lazio, 40% in Parma-Napoli. C'è un po' di differenza, ma non così tanta. Quella che non si sopperisce magari del Parma nella tecnica c'è nella tensione, nella pressione, in tutto quello che accompagnerà il Napoli. Ecco, intanto mentre Tancredi ci risponde, qui c'è un kivu dannata, è vero? Li abbiamo mandato in onda, non fisicamente in studio, Tancredi, non ti preoccupare. No, sarebbe stato un grosso scoop, subito social. Sì. No, guarda, io, allora, posto che nei finali di stagione la palla diventa pesantissima contro tutti i tipi di avversari, ora gli esempi più recenti sono quelli del 5 maggio, del diluvio di Perugia, ci fu un Roma-Lecce con Lecce già retrocesso, la Roma di Lidon, anzi no, forse la di Eriksson in casa, insomma nei finali di stagione tutto può accadere quando hai la pressione addosso, ci mancherebbe altro, però secondo me dal punto di vista tecnico, sia per valori sulla carta, ma proprio anche per il tipo di partita che sarà. La Lazio, se non vince contro l'Inter, non ha domani. Cioè, la stagione è finita praticamente, perché la Lazio ha occupato per una buona porzione di tempo il quarto posto Champions e fino alla settimana scorsa avrebbe potuto riprenderselo, perché il destino era nelle sue mani contro la Juventus e non l'ha fatto, quindi è disperata. Chi è disperato nello sport deve essere sempre maneggiato con attenzione. Il Parma, d'altro canto, ha 4 punti di vantaggio sulla linea di affogamento. Non è detto da nessuna parte che Lecce batta il Torino e che l'Empoli batta il Monza. E ancora di più, ammesso e non concesso che le cose vadano tutte storte al Parma nella giornata di domani, sa che ha l'ultima giornata con l'Atalanta, dove per carità, anche se l'Atalanta bio i cambi non significa che vincerà, ma è comunque sia una partita che puoi affrontare con fiducia, non è proibitiva, la puoi perdere e puoi affrontare con fiducia. Per questo, per tutti questi motivi, secondo me, cioè, Inter-Lazio è di tanto più difficile. Poi il Parma è ammazzagrandi e sappiamo che può succedere di tutto. Grazie a Tancredi Palmeri e grazie a Gianluca Viscogliosi. Ciao Deborah, buona serata, buonanotte a voi, buon lavoro. Fratelli napoletani, tifosi veri, oggi vi porto dentro 2 notizie che ci fanno battere il cuore, ma anche storcere un po' il naso. Parliamo del sogno proibito Kevin De Bruyne e del mercato con l'Empoli. Mettetevi comodi, prendete un caffè bello stretto e ascoltate questa nuova puntata da veri cuori azzurri. Allora, partiamo dal pezzo forte, Kevin De Bruyne. Sì, proprio lui, il fuoriclasse belga del Manchester City, il centrocampista che tutti noi vorremmo vedere con la maglia del Napoli, magari al Maradona, a lanciare Kvara in profondità come solo lui sa fare, con quei piedi magici e la visione da marziano del pallone. Ogni volta che si nomina De Bruyne, il cuore ci va a 1000. Ma ragazzi miei, la realtà è sempre un po' più dura dei sogni. La notizia è che De Bruyne ha finalmente rotto il silenzio sul suo futuro e le sue parole, ve lo dico con il cuore in mano, non suonano come una serenata per noi azzurri, anzi, ci hanno un po' gelati. Intervistato dopo la finale persa in FA Cup col Crystal Palace, il belga ha detto chiaramente: «Voglio giocare buon calcio, prenderò la mia decisione e voi la saprete quando la saprò io». Fino a qui, ok, si resta nel vago. Ma poi ha tirato fuori il discorso famiglia, figli piccoli, e ha ammesso che oggi, a differenza di quando aveva 20 anni, certe decisioni sono molto più complesse. Insomma, non basta voler cambiare, bisogna farlo anche con la testa e col cuore, pensando a tutti. E soprattutto ha aggiunto: «Ho parlato con altri club, un club inglese, forse».
E lì ragazzi è scattato il campanello d'allarme, perché diciamolo chiaramente, se De Bruyne resta in Premier League, per noi diventa un sogno quasi impossibile. I soldi che girano da quelle parti non li possiamo nemmeno sognare, e la Premier per uno come lui è casa. Ma attenzione, guaiù, c'è sempre un ma. Il Napoli non è rimasto a guardare. Giovanni Manna ha già mosso i primi passi, ha avviato contatti, ha presentato il progetto Napoli. Non si parla solo di soldi, ma di una visione, di un'idea forte. Una squadra che vuole tornare grande, che vuole riportare l'entusiasmo sotto il Vesuvio. E questo De Bruyne lo sa, lo sente. Non ha chiuso la porta, ragazzi, l'ha solo lasciata socchiusa. E in un calcio dove tutto può cambiare in un secondo, basta una scintilla, una chiamata di Conte, una proposta convincente per riaccendere davvero la fiamma. Ora passiamo a un altro fronte caldissimo, il mercato con l'Empoli. Quasi quasi sembra che stiamo facendo più affari con loro che con il supermercato sotto casa. Dopo Luca Marianucci, giovane promessa, ormai quasi vestito d'azzurro, spunta un altro nome intrigante, Ardian Ismaili, un difensore tosto, albanese, che conosce bene la Serie A e che ha un contratto in scadenza. Insomma, un'occasione d'oro per chi vuole rafforzarsi senza svenarsi. Il Napoli ci sta pensando e non poco. Perché lo sapete anche voi, in difesa bisogna rifondare, costruire qualcosa di solido. Rafa Marin sta trovando poco spazio, Olivera è stato adattato da centrale. Serve uno o più rinforzi veri, gente pronta a battagliare in campionato e in Champions League. E qui il discorso si fa interessante, perché Manna ha due strade, o si investe pesante su nomi come Beukema o Solet, o si opta per una soluzione più economica e affidabile, come quella di Ismaili, così da avere budget da destinare magari ad altri reparti, tipo l'attacco. I rapporti tra Napoli ed Empoli sono ottimi, si lavora bene insieme e non è raro che una trattativa nasca in silenzio e poi esploda all'improvviso. Ismaili non è forse il nome che fa sognare, ma ragazzi, ricordatevi che anche gente come Ramani era snobbata da tanti e poi ha fatto il suo e come se l'ha fatto. Quindi, ricapitolando, con De Bruyne siamo dentro un sogno bellissimo, che però si muove tra mille ostacoli, ma guai a perdere la speranza. Nel calcio, come nella vita, certe cose succedono quando meno te lo aspetti e con l'Empoli stiamo lavorando con intelligenza, pescando giovani e opportunità giuste per allargare una rosa che dovrà combattere su più fronti. Fratelli napoletani, che ne pensate? De Bruyne è ancora un sogno possibile o dobbiamo svegliarci? E Ismaili, lo prendereste come alternativa o puntate a nomi più blasonati? Scrivetemelo nei commenti, attivate la campanella, lasciate un like e come sempre, Forza Napoli, sempre